Buonasera o buondì, Mandi, interismo a oh, Furlans, buondì. vedi poi quando tu l'hai. Io sono Agnul, lui è Sandro, Manfred non è il nostro cicerone, voi non è, non si sa perché. Forse masse esaltate, dice che può dare succedi la prossima settimana. Sta preparando la festa scudetto, sta preparando la festa scudetto. Non vorrei dire un massadore, ma spero. Comunque mettete un like al canale, mettete un like al video, commentate se volete, svoleinus ben, e se volete insultarnos, se non siete interessati, benvenuti, e non si tirare in da voi. Bravo. C'è di tu, Santini, di questa grande possibilità di alzare la seconda stella in Muse a Milano. Beh, bisogna che comunque è venuto l'obiettivo stagionale, no? Dopo la fuori dalla Champions, in Coppa Italia non si impui, e comunque ormai cioè, è il nostro obiettivo è quello di vincere in modo, ripeto, vinci, perché se tu con la vittoria col Cagliari sarebbe bastato anche il pareggio, no? Infatti sono Perché contento. secondo me le Just ti vedono di vinci. Eh? No, no, infatti sono contento al pareggio, un po' per Ranieri, un po' per il Cagliari, perché tu sai che è sposato in Sardegna, e, Certo. e soprattutto perché l'Inter ha di dimostrare, perché secondo me è stato un calo a Vonde agonisticamente già 40, è stato un calo importante dalla uscita dei Champions in poi. Quindi, cioè, Sì. lui ha Forse assolutamente di dimostrare. è stato un calo di tensione, Certo, sì. perché boh, io dicono che la squadra comunque gioca come il solito, quindi a creare le sue occasioni, eccetera, eccetera, però forse non è poi, la squadra non è poi pronte, no? Cioè non è poi, forse, magari le partite sono anche preparate bene, però ti dico che fanno tantissimi errori, tanti errori, soprattutto magari il passaggio che non viene. Io che altro dia, ad esempio, eri a Udine, no? Ad esempio, anche le ripartenze che venivano fuori dall'Udinese, le perché che Danzo se l'aveva in profondità, Gratter la dava in lavoro, cioè, quindi sono tanti aspetti che magari quando tu sai che tu scugni svinci, perché tu scugni svinci, magari tu sei più propositivo, no? Anche ieri, il Cagliari ha fatto la sua partita, si metteva lì in difesa, aspettava le ripartenze come nulla di particolare, e così è venuto praticamente, però alla fine pensavi che un po' più di gioco magari si potesse odire, però insomma va bene, dai, come aspettiamo lunis, no? E a vol vinta tra dai milanisti, fai io di proprio te scudetti in muse. Ripeto, mio così perché se con sul pareggio se tu non era la stessa roba, non sai che tu pensi tu. No, no, io so per vincere tutti i partiti sempre e comunque. Cioè un pareggio, sì, boh, tu allora ci si muse, ma no con il... Eh, No, infilzando con la spada, cioè sei un ateroic, perché già si sì, porta la Champions. Dopo sì, il calo di tensione all'estate, evidente, e secondo me dicono che vinci e convinci, ma o anche vinci rocambolescamente, comunque vinci il derby e vinci il scudetto, ha rischiato un po' che dicono, la stagione, nel senso che, ok, si sapeva che l'obiettivo era la seconda stella, i giocatori hanno avuto un calo di tensione perché se la senti già in sacchette. Però spero che arrivino a sei motivati di nuovo, proprio per queste grandi occasioni storiche, perché è un'occasione storica. Lui è come la partita contro l'Udinese, ce me l'avevi più duda, visto che non si sono intus dopo sì, l'Udin. no, noi sì, sì, sono stato al stadio, quindi là io praticamente ieri bisogna a metà dalla tribuna, quindi molto, molto bene. Beh, come al solito, Udin è un stadio stupendo, io volevo dire l'Udinese, quindi, però insomma ti dà una certa emozione, perché comunque tu sei lì praticamente tu sei in campo, no? Quindi di conseguenza il stadio è stupendo e lei anche gestito bene, cioè nel senso anche tutta la parte di così dall'ospitalità, di tutti i robi che comunque sono comunque dalle soddisfazioni se la io di la partita a Udin.
L'Inter secondo me ha fatto una partita simile a che ha fatto anche ieri, no? Cioè con un po' di concentrazione e quando tu giochi con squadre che magari hanno bisogno di fare pons, chissà se hanno poi motivazione di te, quindi magari metti anche il quid di poi che ti permette di fare la differenza, no? Ma dite che prima un po' di ripartenza che si poteva fare di mancul, no? Perché spesso ormai si è abituato a giocare con Darmian che sta un po' massa da lavoro, quindi attento anche Cialanoglu magari a dare la balle. E invece io ho avuto, soprattutto al primo tempo, io ho avuto tantissimi movimenti di Dumfries, BA movimenti, che però non veniva praticamente mai cagato, no? Era sempre la balla in diagonale, sempre la balla facile, eccetera, eccetera. Questo un po' che è un peccato che secondo me non tu valorizzi secondo il giocatore perché avrei magari bisogno di avere anche un po' di essi valorizzare soprattutto sulla fase offensiva più che sulla fase insomma I volevi proprio te difensiva. domandati di chi sto, perché comunque Dumfries è stato molto criticato ultimamente, no? Allà dalle fasi anche lui come Duccio, cioè con me. Cioè io ti sai estimatore di Dumfries e anche io lo stimi come giocatore, pensi che sei un ottimo giocatore sulla fascia. Dopo l'hai sia difesa e i suoi pregi come Duccio, anche Lautaro Boh, lo come dici il sa tirare i giocatore. gol. Esatto, anche Lautaro non sa tirare i gol, ma non è che mai criticato. Dopo chiaramente chiacchiere Esatto. di categorie differenti. Ti do- Però non sai, è sempre un po' di... Forse perché l'interist medio si spete comunque che Dumfries a sede in uscita. A quanto... No, ma secondo me il problema è che tu scambi magari mettint Darmian con Dumfries sono due giocatori completamente diversi, no? Cioè Darmian quasi il potere giocare, anche ieri, se tu Iodis, a poter quasi giocare al posto di Bissek, no? Cioè era poi Bissek davanti che non Sì, sì, lui, sì. perché lui è un giocatore che comunque non è propositivo, è poi un giocatore difensivo, no? Come Quint. Certo. Quindi non mi lui il gol tra Bastoni e Bissek con Bastoni e Darmian, cioè sguardaiselo, perché molto probabilmente Darmian sta in difesa. Infatti, tanti di quei problemi lì sono dovuti alle ripartenze, perché appunto non si attacca alla profondità, no? Quindi sono abituati magari ad avere un Darmian con un quinto un po' più idoneo, quindi naturalmente ormai l'Inter tu io giochi proprio te a memoria, cioè ormai anche la posizione, sanno perfettamente, non chiamano se è il giocatore o no, la dan, e questo che a di a Udine, ad esempio, se io eri proprio te lì, e quindi di conseguenza ti lo garantisco che Dumfries aveva fatto una bellissima partita perché aveva sempre dei bei movimenti che però che gli altri non lo seguivano. E anche ieri, ad esempio, le stesse robe con Sanchez che l'ha giocato benissimo, però tanti movimenti, o la palla è messa in ritardo, anche il gol di Barella si poteva dare subito la palla, no? Cioè, quindi vuol dire che noi che siamo anche abituati a giocare con uno, al massimo due toccos, come tra le ultime dopo tre partite si tendono a tenere un po' più il pallone, a giocare un po' più invece di giocare in verticale, a giocare un po' più sull'home, e questo poi alla fine blocca gran parte dal gioco, no? Mm. Io- Questo sì, secondo sì. me. Ma io Però comunque i pensi che faranno il canto del cigno contro il Milan e dopo io una squadra che si sta veramente stra-rilassante, che non sì, ha sì. intenzione di lattiare record, dopo con Mono tu devi anche poi a fare il record No, dai, di punti no. dai Larish, che dopo per me non conti in record della Juve, non lo conti per noi. No, Però sarà stato Biel comunque fai. E quindi secondo me sarà cioè un rilassarsi totale. Speri che da questo rilassamento, cioè all'approfitti Inzaghi per provare giocatori, schema per il prossimo anno, per far giocare di più Aslani, che aveva avuto un po' di spassi, dopo non l'ha avuto più. Cioè, sono delle robe che secondo me cioè, Ma si può stuprare il team che avanza. Sì, io mi sento già scusate in sacchette, sì, beh, certo, è come ovvio, di ma cugino un questo tappeto. Però allora un me a mente che l'ha detto dopo il 5-1 dall'andata dal Milan, scusate, l'era già vinta, quindi l'era già vinta la seconda e terza giornata, perché cioè, 5-1 dal Milan, sì, e voglio dire, eh, il campionato è finito. sì, Sì, dopo va bene, è stata della Juve per un periodo che dopo io sì, la Luis. Juve che è stata comunque davvero sono stati anche bravi, perché hanno vinto anche qualche partita che magari non meritavi negli ultimi minuti con quei gol, eccetera, eccetera.
che sono stati lì dopo scontro diretto, purtroppo anche loro hanno mollato, no? Il Milan invece l'ha mollato molto prima, cioè dopo il primo scontro diretto, cioè la prima partita d'andata l'aveva già mollato. Quindi Ci sono delle sta storie. sfortunato, secondo me, che la Roma ha avuto la prima parte ha avuto un allenatore decisamente ribollito come Mourinho, insomma, penso che la Roma è come che anche ti avevi anche dite, che ti avevi scritto addirittura la formazione, ti avevi scritto sul gruppo, non so se ti Pensi, ricordi. pensi. Sì, sì, che era una Eh. squadra con E infatti tu potenzialità, io come dici che la successo. squadra è una squadra forte e che secondo me con un magari o De Rossi o qualche altra potrebbe essere tranquillamente al secondo posto, ma Eh. proprio tranquillamente. Beh, comunque De Rossi mi ha veramente impressionato. Si è sempre saputo che è stato un gran giocatore e un gran uomo di sport e non nome, no? Nel senso che su che non si discute, no? Cioè, un che finisce la carriera al Boca Juniors per me è già un mito per me, cioè un che fa queste scelte di vita lì che si porta tutta la famiglia, cioè è già un mito. Però boh, in generale la carriera so è costellata diciamo così, di eroismo, secondo me, no? Però non mi aspettavi cioè, anche intelligenze gestionali che si calà e alle proprie, come si dice, plateali, no? Dopo, boh, chiaramente bisogna vederlo sul lungo periodo e prossimo come sarà l'anda la verità per lui Però è una come... squadra, è una bella squadra, secondo me, e come calcio è lui con questo 4-3-3 molto a volte propositivo, è una squadra che ci ha messo in difficoltà, perché anche in giocate, perdevi 2-0, se non ricordi male. Cioè, O era 2-1, come non mi ricordi, che dopo abbiamo vinto 4-2. Però è stata una partita per l'Inter molto dura e quindi bravo. Sicuramente il prossimo anno sarà un bel campionato. Noi pigliato per la Champions, però no, secondo me non so se si arrivasse eventualmente, visto che alla in Devan magari saresti stato forse il miglior così piuttosto magari essere eliminato dal Borussia Dortmund, quindi no, forse alle secondo me miglior cioè, vengono le squadre che a post competi, cioè, c'è anche problema in Champions. Io sono massimo convinto che... ma io, come ti dite, secondo me l'Inter non è una squadra che può scompetere su più i fronti, cioè di concentrarsi su un obiettivo e portare in avanti l'obiettivo lì. L'obiettivo era lo scudetto e quindi di conseguenza... Poi, fra l'altro, anche da quel periodo qui, dove ormai il campionato è praticamente vinto, anche Inzaghi continua a fare giocare più le stesse squadre, non ha anche ieri praticamente a centrocampo abbiamo giocato con un in manco perché Mkhitaryan praticamente aveva pure che per la munizione, faceva un contrario, non faceva praticamente nulla, quindi cavolo giù, cioè tu vinci in centrocampista, fammi dentro un centrocampista qualsiasi, noi di faggio è lo stesso cosa, Due, no? due Quindi sempre, cioè, noi di Mkhitaryan, faggio è due simile. sempre, sempre. Dopo, poi Dopo, fra boh, l'altro ieri in ha fatto una difesa, grande ieri stagione. i Vignodut, no? Che tanti non hanno proprio aiutato tantissimo in difesa e il problema, insomma, dal nostro centrale difensivo stanno venendo fuori, come chi hai sempre detto, che è forse uno dei giocatori più scarsi che esiste sulla faccia della terra, Acerbi, lì, che proprio non capisco come fa a giocare in Serie A. Ma va bene, dai, Però vabbè, anche ieri ha anche la fatto che fa. cappelli, che erano robe quasi, quasi imbarazzanti, però va Ma bene. secondo me all'uscita anche lui è per un motivo ben preciso. Secondo me, io non sai se veramente c'è che è succeduto con Juan Jesus, non lo potrei mai sapere, perché chiaramente non vi li provi, ma una società come l'Inter, se sa che Acerbi ha veramente insultato in modo razzista Juan Jesus, Acerbi l'ha finito con l'Inter, secondo me. Acerbi No, l'ha finito. certo, sicuro. Mm. Giustamente, perché comunque tal spirit e tal missione dall'Inter è essere fratelli del mondo. Ma certo, può insultare un giocatore in tantissime maniere, insomma, può dire magari che è un spelato, ad esempio. O comunque i buff di merda che hai, come stachis.
Quindi insomma, non sai poi se continuerà a giocare all'Inter comunque come giocatore a Von der Scar, piuttosto che giù lui è meglio che giù De Vrij cioè, con la crossina o senza un gambe. Però vabbè, L'Inter insomma. non ti è mai l'attivo, certo. No, no, ma di in che volte che l'ha regalato il campionato al Milan per me alle finì, cioè non, Hai vero, hai vero. Eri completamente, no, no, mi pensavi un po' che la scena lì, vabbè, dai. no, boh, è una roba imbarazzante. Quindi assolutamente no. Mi speri che il prossimo anno, anzi, speriamo, visto che si tratta tanto di attaccanti, di diversi ruoli, insomma, che si punti un po' a un centrale difensivo, magari Giovin, magari dal Torino, non sarebbe così male, Ah, sai che beh, magari guarda. a costing, ma non sarebbe poi così male, un altro italiano, sì, sempre un giocatore italiano, perché secondo me la fortuna dell'Inter è che Jenski, oltre all'allenatore, che è bravo, nonostante ogni tanto si impunti a far giocare più la stessa squadra, eccetera, eccetera, cioè la gestione un po' che non le può migliorare, però è bravo. Ma è la Però difesa a 3 con Pavar central, Bastoni e Scalvini, ce me lo io da resto. no, io secondo me Pavard non è un centrale. Mm. È un terzino, quindi anche perché quando il Sburt Ah, no, Juve sì, sì. cioè a fase la differenza va fin di 4 bande, quindi alla fin Pavard va di giocare lì. Lo stesso vale che per Bisek, ecco forse lui io darei più Bisek centrale, perché Ah, comunque a Sarres veramente non lo farà mai. no, non credo, però non si sa mai, non si sa. Però chiaro è che se tu vessi su una difesa con che i due Pavard, Bastoni e Bissek centrale, cioè sarebbe tutti in attacco, quindi sarebbe un spettacolo, io direi. Io odio giù. Magari che apparisse in qualche gol dal cazzo, Vabbè, però secondo me in attacco sarebbe veramente una roba spettacolare. calcio Chissà, spettacolo, io. Calcio chissà, non spettacolo. sarebbe male. No, comunque Dai. dicevi, secondo me il vantaggio per l'Inter per chi è stato proprio te avere uno zoccolo duro di italiani, perché insomma 4, 5, 6 italiani quasi sempre in campo che fa la differenza. Quindi se invece di scegli, tranne gli attaccanti, perché beh, Scamacca non mi dispiace, però l'anno passato non l'ha voluto venire, pecchiato. Tranne gli attaccanti, però secondo me il centrocampo difesa bisogna la puntare su quei giocatori lì. E dopo me a centrocampo mi piace come che tu che è dal Monza, che secondo me è fortissimo. Pani, sì, tu proprio te, amore a prima vista, Che è diciamo che poi la fortissimo. balle, diciamo che si muove, in tanti sei titolari nazionali, inamovibili che lì, cioè diventi Esatto. un uomo di classe proprio, te, no? E dopo si arriva all'Inter magari. Ah, sì, è proprio anche Biel di Odino, no? Cioè, anche Sì, quando sì, sì, ha il sì. ballone, cioè. Mm. Abbiamo Quindi, ecco che io sceglierei che i due giocatori lì ti hai già anticipato, sarà impossibile perché costeranno, sai, troppo, quindi sarà Non so se, impossibile, ma però la resto che i due giocatori lì, o a manco l'un dei due, dai. Marotta tirerà fuori dal cilindro senza altri comunque, Boh, hai letto un'intervista, proprio diceva che i Esilio. cons sono a questo, allora sì, che lui, o che lui ha aiutato in maniera sbagliata, non lo so. No, ma non è che, attenzione, non è che il problema non sono i debiti, che robe lì, perché sono, tutte le aziende se lavorano con i debiti, quindi non è un problema. Il discorso è più che altro, secondo me, legato alle spese, no? Cioè, sono tanti spese che si potrebbero diminuire rispetto ai ricavos, no? Quindi tagliare un po' di spese che sono. Ma io ti faccio nome l'esempio, scusa Angelo, no? Io avevo in Bellanova, la fa la finale di Champions League. A costava 10 milioni, 12, come non so. Hanno preferito mandarlo via, no? Partito lì, Quadrado, che l'ha fatto 3 partite, è vero, è arrivata a zero. Però io di là, io il conto, diciamo così, il computo, no? Cioè, troppo che io arrivi a gestirlo, no? Le spese, no? Quindi anche se io compro un giocatore a zero e a mi costa di stipendio tantissimo, a mi va comunque a pesare tanto sul computo spesa, no? Mentre Bellanova era comunque un Si giovane, pensava però che Quadrado al podes da di Pui, cioè giocava di Pui, cioè giocava probabilmente al ma davanti no, ma perché non è futuribile, no? Cioè io preferisco spendere 12 milioni ed eventualmente venderlo a 15 dopo, fra 2 o 3 anni, anche che non va di male, cioè ma a ti costa sempre manco che no,
No, no, ma quadrado, non a livello finanziario, da di cui sul campo, cioè arriva a obiettivi più importanti che sti arrivano, che stanno, grazie anche al un suo fatto. quadrado. Comunque, cioè, Cioè un giocatore di 35 anni, ecco, secondo me o eh, Arnautovic o tutti questi giocatori, tutti questi che sono stati buttati, o Sensi che non è stato venduto, deve di essere venduto, no? mm, Cioè, tanti BS che sono spese che ti accumuli e che dopo però poi alla fine non ti rendi, no? Perché sono giocatori che comunque alla fine poi non giocano o comunque ti pesano a bilancio sul sì, computo spesa, che non c'entra nulla con il discorso dai debiti, perché tutte le società alla fine hanno debiti, ma tutti, se no dobbiamo dal calcio, ma quindi certo. se senza debiti non ti puoi disfinanziare, no? Quindi di No, conseguenza far crescita che è un bisogna di po' la situazione. indebitati, non esistono altre maniere, al di due. No, comunque Ma dice, sì, è vero che magari tanti hanno ridotto, ma tu tipo quadrato, cioè, non ridotto noi, però i ringrassi il CIL e non sai, cioè, qui calè, sai una persona, sai, pensi che sei la dirigenza comunque, anzi la proprietà che tu hai proprietà che hanno un ambiente iper sereno, con un zoccolo duro sia di italiani ma anche di interessi, e là che tutti arrivano e si chiamano bene. Cioè, ho sentito un'intervista a Cialanoglu poco tempo fa che lui ha detto, si è fin emozionato, per dire che quando è arrivata all'Inter, lui aveva un momento difficile comunque, e allora fa subito si sentiva a chiesa e presente, e lì lui ha dato il massimo in campo, perché comunque cioè, è come lavorare per la famiglia, no? Cioè, tu certo, schiampi, ti dà il massimo appunto. E l'ambiente, cioè che l'ambiente positivo lì proprio si percepisce, si percepisce. È un ambiente là che uno può crescere, cioè là che uno può crescere con tranquillità, senza masse pressioni e con grandi performance. E noi, come aspettiamo nome l'Unis, si beccano sì, le partite, si mettono d'accordo. magari io dico, Siamo? no, magari sì, io dico, no? Sì, 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 no, sì, ho vinto senz'altro, da scugnino, dissi. Beh, certo, lo organizzi di qualche banda, dai. Così Esattamente. così la live, visto che alla rotta gli stiati con queste live, Manfred. Mandi Manfred, che Ciao tu non Manfred. tipo capisci come funziona la live, ma gliela fa usare un dio che l'altro. Oh. No, no, Saresbiel fa una trasferta a Milano, la Forda Stadio, in città di Forda Stadio, no, che l'Unisa sarà dura. E Magari prima dai, della fin d'Alan, dai, va bene. la stagione. Io se riesco sì, a tu Alc di aggiungi, tu... No, no, Oh, assolutamente no. No, oh, fraccai il like, battone lì, esatto. iscrivei, si facesse, scrivesi di fa. E vieni anche la pagina Facebook. Dai, prima o poi dici sempre che... Bellissime pagine Facebook, fra l'altro. Beh, simpatiche, simpatiche. Mi dici sempre che quindi cresci un po', migliora la situazione, ma con il tempo, dai, si furlansi, combini, combini. Sì, sì, sì. Paesi tutti parloni, forza Inter e forza Friuli, fantastico. Mandi, Mandi, ciao. ciao ciao, Mandi.